Buongiorno e benvenuti all'Almanacco. Oggi è martedì 28 luglio 2026. Il sole sorge alle 5:59 e tramonta alle 20:12. La luna si leva alle 20:01 e cala alle 4:38. Oggi si celebrano i santi Nazario e Celso. Il nome Nazario ha origine ebraica e significa consacrato. Il nome Celso ha invece origine latina e significa eccelso. Siete stanche di rincorrere diete, fanghi e bendaggi vari per combattere la cellulite? Abbiamo l'opzione perfetta per voi, la kickboxing. Questo sport combina le tecniche delle arti marziali col pugilato, offrendo un allenamento utile per tonificare gambe, braccia, glutei e addome. Potete dire addio alla cellulite una volta per tutte scaricando anche un po' di stress. Sono 33 le candeline per Harry Kane, il formidabile attaccante della nazionale inglese del Bayern Monaco. Considerato uno dei centravanti più forti della sua generazione, Kane è celebre per il suo fiuto del gol incredibile e per la sua leadership dentro e fuori dal campo. Un vero esempio di professionalità e talento per tutti i giovani sportivi. Festeggia oggi 40 anni Alexandra Chando, attrice statunitense diventata un volto noto del piccolo schermo grazie alla serie The Lying Game. La sua capacità di interpretare ruoli complessi e la sua solarità l'hanno resa una delle interpreti più apprezzate della TV americana degli ultimi anni. Ed infine auguri a Luca Bizzarri che compie oggi 44 anni. L'amatissimo conduttore genovese in coppia con Paolo Chessigolu hanno segnato la storia della comicità italiana moderna, da Camera Caffè alle Iene. Oltre alla TV, Luca si distingue per la sua pungente ironia sui social e per il suo impegno come direttore di importanti istituzioni culturali. È il 28 luglio del 1914, un mese dopo l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo. L'Austria dichiara guerra alla Serbia. Quella che sembrava una crisi locale si trasforma nel più drammatico conflitto mai visto fino ad ora. Inizia la Prima Guerra Mondiale, una ferita che cambierà per sempre il volto dell'Europa. Se dici fico d'India pensi immediatamente alla Sicilia, ma in realtà l'origine è messicana. Giunse in Europa con la scoperta dell'America e nella nostra isola trovò il clima perfetto. Pensate che in Sicilia si concentra il 90% della produzione italiana con ben 2 riconoscimenti DOP, quello dell'Etna e quello del Cono. Un vero tesoro spinoso ma dolcissimo. Benvenuti al nostro appuntamento quotidiano con le stelle. Vediamo insieme cosa riserva il cielo per questo martedì di fine luglio. Ariete. Siete un treno in corsa, ma oggi attenti a non travolgere chi vi sta intorno. Usate la vostra grande energia per costruire, non per fare polemica. Toro. Le stelle vi regalano una splendida lucidità mentale. È il giorno ideale per risolvere un problema pratico che vi trascinavate da giorni. Gemelli. Siete distratti da 1000 pensieri. Fate un bel respiro, focalizzatevi su un solo obiettivo alla volta e rimandate le decisioni importanti a domani. Cancro. Un pizzico di nostalgia potrebbe bussare alla vostra porta. Non fatevi scoraggiare, il presente ha in serbo per voi bellissime sorprese. Leone. Siete determinati e carismatici. Sul lavoro nessuno riuscirà a dirvi di no, mentre in amore è il momento perfetto per osare e farsi avanti. Vergine, giornata all'insegna del pieno recupero. Finalmente le tensioni degli ultimi giorni si allentano, lasciando spazio a pensieri molto più positivi. Bilancia, sarete ottimi mediatori. Se in famiglia o tra gli amici c'è qualche malumore, la vostra diplomazia riporterà la pace in un lampo. Scorpione, siete molto ambiziosi e oggi potreste ricevere una bella conferma. Continuate a seminare, i frutti del vostro grande impegno sono vicini. Sagittario, il cielo vi invita ad allargare i vostri orizzonti. Accettate un invito inaspettato o dedicate del tempo a un nuovo, stimolante hobby. Capricorno, sarete chiamati a gestire una questione finanziaria o burocratica. Niente paura. La vostra precisione millimetrica vi eviterà ogni errore. Acquario. L'amore richiede attenzione. Se avete trascurato il partner per il troppo lavoro, oggi è il momento perfetto per rimediare con una sorpresa.
Pesci. Siete super produttivi e pieni di inventiva. Sfruttate questa giornata per riorganizzare i vostri spazi e alleggerire la routine quotidiana. Che sia per tutti un martedì radioso. A domani con le prossime previsioni delle stelle. Alle 7:27 del 28 luglio del 1987 un boato spaventoso scuote la Valtellina. Un fianco del monte Zandila frana a causa delle piogge incessanti, cancellando interi abitanti. Fu l'epilogo di un'alluvione catastrofica che provocò 53 vittime e migliaia di sfollati. Un evento che resta una ferita aperta ancora oggi nella storia geologica del nostro paese. Avete presente quando qualcuno non arriva mai al punto? Bene, gli inglesi dicono to beat around the bush, che letteralmente significa frugare nel cespuglio. Si utilizza quando qualcuno evita di affrontare un argomento importante girandoci attorno. Quindi se qualcuno fa troppe premesse, ditegli pure di smetterla di frugare nel cespuglio e venire al sodo. Il matto del giorno è Malcolm Lowry, l'autore di Sotto il vulcano. Egli ha vissuto una vita oltre ogni limite, poeta maledetto, tormentato dall'alcolismo e da un carattere violento, che riuscì a completare il suo capolavoro solo grazie al sostegno della moglie Marjorie. Lowry è l'esempio dell'artista che consuma se stesso per dare vita ad una bellezza tragica e immortale, lasciandoci un romanzo che ancora oggi toglie il fiato. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno, oggi parole di Cesare Pavese. Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. E grazie per averci seguito anche oggi, custodite degli attimi belli in questa giornata. Noi ci rivediamo domani, sempre qui con l'Almanacco e tantissime nuove curiosità da tutto il mondo. Una buona giornata dalla vostra Jaire.